La situazione critica di Bus Italia, con la carenza di personale che mette a rischio decine di corse ogni giorno, alimenta lo scontro tra la Regione e il Comune di Padova. L'assessore alla mobilità, Andrea Aragona, aveva chiesto un intervento alla vicepresidente del Veneto e assessore ai trasporti, Elisa De Berti, che ha risposto con una nota ufficiale nella quale dice Aragona che il Veneto è fra le poche regioni italiane a stanziare risorse straordinarie pari a 6,5 milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale su gomma, proprio per il caro carburante, mentre dallo Stato ancora non è arrivato nulla. Sulla questione Bus Italia è intervenuta anche la consigliera regionale padovana Elisa Venturini. Io ritengo fondamentale in questa fase mettere intorno ad un tavolo tutti gli attori che sono interessati, a partire da Bus Italia, che è la società che gestisce, ma poi l'ente di governo che è rappresentato da Comune di Padova e Provincia di Padova, dalla Regione del Veneto, mettere i sindacati, perché poi anche comunque i corpi intermedi sono fondamentali per rappresentare i lavoratori, mettersi appunto attorno ad un tavolo per cercare di trovare una soluzione, perché è impensabile di continuare a dare un servizio di trasporto di questo tipo dove continuamente si tagliano corse e con persone che hanno pagato biglietti e ad abbonamenti non è possibile non riuscire a dare un servizio di qualità.